Dal reato penale a quello tributario, lo scandalo alla Cassa Edile di Agrigento si arricchisce anche dell'inchiesta avviata dalla Guardia di Finanza. Proprio nei giorni scorsi la notizia è che la Procura agrigentina, tramite i sostituti Giacomo Forte e Luca Sciarretta, hanno chiesto il rinvio a giudizio dell'ex direttore Salvatore Grado e dell'ex presidente Arsenio Coiro. I due, secondo l'accusa, tra il 2006 e il 2009 si sarebbero indebitamente appropriati di ingenti somme di denaro destinate all'ente previdenziale. Il 19 aprile è in programma l'udienza preliminare innanzi al GUP del Tribunale di Agrigento Alberto Davico. E contemporaneamente e contestualmente alle indagini della Procura, le Fiamme Gialle di Agrigento, già delegate dalla Procura stessa, hanno avviato una serie di accertamenti sulla Cassa Edile, spulciando atti e documenti per un controllo fiscale sul conto dell'ex direttore della Cassa. È stato appurato dai pubblici ministeri Forte e Luca Sciarretta, coordinati dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo, che l'ex direttore della Cassa Edile avrebbe riscosso nell'anno 2008 emolumenti per oltre 800.000 euro, 550.000 dei quali in maniera illegittima. La normativa fiscale in merito prevede la possibilità di tassare i proventi derivanti da attività illecite, purché non sottoposti a sequestro o confisca, anche prima che il procedimento penale giunga a sentenza. Sulla base di ciò i finanzieri hanno accertato che il dirigente non ha dichiarato la parte dei emolumenti percepiti dalla Cassa e non spettanti, rendendosi quindi responsabile di un'evasione fiscale per circa 232.000 euro. A fronte della constatazione di tale evasione, il dirigente è stato denunciato alla Procura per il reato di dichiarazione infedele. E sempre la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 licatesi per un reato di truffa aggravata. Si tratta di Angelo Zarbo, Vincenza Farruggio, Patrizia Amato, Carmela Consagra e Mariana Beslega, che secondo l'accusa per anni avrebbero raggirato l'INPS che avrebbe versato le indennità di disoccupazione agricola in assenza di rapporto di lavoro. L'udienza preliminare è stata fissata per il 23 aprile prossimo.